Autonomia, a Venezia l'incontro tra Zaia e il ministro Boccia che presenta 36 rilievi al progetto. Da Palazzo Balbi una nuova bozza, confermate le 23 materie. Per il governatore incontro positivo ma fare subito. Boccia dice corriamo, si deve lottare contro le disuguaglianze. Balmenato, derubato e tenuto per ore in ostaggio da due giovanissime all'uscita di una discoteca. L'incubo vissuto da un 45enne trevigiano, i due autori del gesto arrestati. Il caso dei giostrai che si sono schiattati a Treviso dopo aver speronato una volante della polizia, i due finiti in carcere sono stati rimessi in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia, il terzo ancora ricoverato in ospedale. Spararono al nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo a Roma, paralizzandogli le gambe. La procura di Roma chiede 20 anni per i due aggressori autori di un vero e proprio agguato. Nel condominio di via Pisa a Treviso oggi l'amministratore ha provveduto con i tecnici alla chiusura delle condotte dell'acqua ai debitori. La guerra a chi non paga continua. Controllo antidroga della polizia nelle scuole di Treviso, gli agenti trovano marijuana nello zaino di uno studente minorenne, droga anche nei calzini in armadio, denunciato. Alberi e cespugli danneggiati, rifiuti abbandonati, mura imbrattate e anche principi di incendio. Troppi atti vandalici nel parco di Villa Carisi, sede dell'ULS 2, si potrà visitare solo su autorizzazione. Deborah Compagnoni e Riccardo Pittis, campioni dello sport in marcia per solidarietà insieme ad altri 2000 trevigiani alla edizione numero 3 della Camminata per la Vita. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano dunque c'è l'autonomia, una giornata importante, quella che abbiamo seguito oggi a partire dalle 10:45 di questa mattina con l'edizione straordinaria che vi ha raccontato in diretta l'incontro a Palazzo Balbi del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il Governatore Luca Zaia, un incontro definito da entrambe le parti proficuo e positivo, e il Governatore ha consegnato una nuova bozza al Ministro Boccia. Penso sia fondamentale parlare col Ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il Governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il Ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito, e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici. Penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna, ed non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale, perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il Presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della Regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo, e perché vogliamo farla, e vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera i toni dei giorni precedenti anche il Presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci. Oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza d'intesa, la proposta d'intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza d'intesa ci sono 68 articoli
E ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere, anche se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ha fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate. Adesso dico, si può parlare di autonomia? Poco più di un'ora e mezza, diciamo, nell'incontro con il ministro che ha ovviamente incontrato Luca Zaia, e poi la delegazione trattante del Veneto. Avete sentito questa novità dell'indirizzo, insomma, della coesione, dell'unità nazionale, insomma, che è uno degli elementi che è stato portato avanti anche nella polemica con il Veneto, la regione che però resta ferma sul numero delle materie, le 23 materie. 84 pagine e nessun passo indietro del Veneto nella nuova bozza sull'autonomia consegnata al ministro Boccia, con la richiesta di tutte e 23 le materie. Non può neanche passare il principio che l'abito di uno deve andare bene a tutti. Se dividerisci un po', magari puoi sfiancartelo un po' l'abito, puoi sistemartelo, ma tu non mi puoi ridurre di 3-4 tagli all'abito perché hai solo quello in magazzino, vuol dire che non sei un buon negozio. Per il ministro, come anche per Zaia, il numero delle materie non deve però diventare un'ideologia. Non è importante il numero di materie, ma è importante quello che riusciamo a costruire. So che questo tema è diventato quasi un totem per alcuni. Io penso che, anche perché ci sono delle materie invisibili, nel senso che sono più che altro responsabilità amministrative, no? Che cambiano di livello istituzionale. Io non ne farei una battaglia ideologica, mi interessa... Ci sono alcune che rimarranno sicuramente fuori, secondo lei? Non lo so, dipenderà dai livelli essenziali della prestazione. Zaia ha poi evidenziato come volere l'autonomia sia una responsabilità, non il contrario. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, l'abbiamo già vissute tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. E l'autonomia, credetemi, la porteremo a casa. Secondo me, l'abbiamo dimostrato alle Olimpiadi, sarà ancora più facile, importante fare 2 o 3 mosse giuste. Il ministro Boccia ha spiegato come mai le trattative si fossero poi arenate. La riforma dell'autonomia differenziata era finita nelle sabbie mobili e noi la stiamo recuperando dalle sabbie mobili e dovete darci il tempo fisico di tirar via le cose non più utilizzabili dai confronti anche costruttivi che c'erano stati, però oggettivamente se era tutto finito nelle sabbie mobili è perché c'erano stati dei rilievi che io questa mattina ho trasmesso al Presidente Zaia, perché ho accolto molto favorevolmente la sua schiettezza e spero che lui abbia accolto molto favorevolmente la mia schiettezza. Dunque un sostanziale ottimismo, anche se ovviamente con i piedi di piombo, visto quanto accaduto in passato e anche perché insomma alcuni paletti restano evidenti. Allora, dal nostro telegiornale del Veneto vi stiamo chiedendo, anche a voi telespettatori, vi stiamo chiedendo una vostra opinione, cioè se l'autonomia arriverà dal governo giallo-rosso, quindi continuate a chiamarci per darvi la vostra opinione. 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690 se per voi la risposta è no, cioè se l'autonomia non arriverà con questo governo. Vi ricordiamo che lo squillo è gratuito e è sufficiente fare uno squillo, anche se sentirete occupato il vostro voto sarà registrato, il risultato finale alle 22 all'interno di Ring in prima serata. Lasciamo adesso il tema dell'autonomia, insomma tema importante di oggi anche per la Marca trevigiana evidentemente. Andiamo con la cronaca, l'incubo vissuto da un 45enne di Breda di Piave all'uscita da una discoteca. Errore, quella vissuta tra sabato e domenica da un operaio 45enne di Breda di Piave tenuto in ostaggio a bordo della sua auto da 2 giovanissimi.
L'uomo, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Spresiano, rendendosi conto di essere troppo stanco per guidare, preferisce riposare a bordo della propria vettura prima di rincasare. All'improvviso il suo sonno viene brutalmente interrotto da due ragazzi di 20 e 23 anni residenti a Maddaloni in provincia di Caserta, nella Marca, da quanto loro stessi racconteranno agli investigatori in cerca di lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donà di Piave che si stanno occupando delle indagini, i due, dopo essere entrati nell'auto, avrebbero iniziato a chiedere all'uomo un passaggio, ma di fronte al rifiuto avrebbero iniziato a malmenarlo. Poi, dopo averlo fatto spostare sul sedile del passeggero, si sarebbero impossessati del suo cellulare, delle chiavi di casa e di quelle dell'auto e del portafoglio. A quel punto avrebbero messo in moto, insieme al 45enne sarebbero partiti. Durante il viaggio, in più occasioni, avrebbero ripetutamente colpito l'operaio, chiedendo di fornire loro il PIN del bancomat e del banco posta. Una volta giunti a Capossile, i due avrebbero parcheggiato la vettura davanti ad un bar e sarebbero scesi, lasciando a bordo l'uomo che a quel punto ha iniziato a chiedere aiuto. I gesti e il viso tumefatto del 45enne hanno attirato l'attenzione di un passante che ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri giunge sul posto e poco dopo raggiunge e blocca i due giovani che si erano allontanati a piedi. I due sono stati arrestati. I militari hanno recuperato il portafoglio e le chiavi del 45enne trasportato all'ospedale con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. Le indagini dei carabinieri però non si fermano qui. Resta da capire se nei giorni scorsi si siano verificati altri episodi simili o se si tratti di un gesto isolato. Ed ora il caso dei Joe Strike che venerdì sera, lo ricorderete, si sono schiantati in Viale Luzzatti a Treviso dopo aver speronato una volante della polizia. I due giovani finiti in carcere sono stati rimessi in libertà dopo l'interrogatorio di garanzia. Il terzo è ancora ricoverato in ospedale. Intanto il giudice ha disposto, per quanto riguarda i due indagati che hanno potuto rispondere, l'obbligo di presentazione, quindi gli arresti domiciliari sono stati revocati. Obbligo di firma per 2 dei 3 giostrai che venerdì sera non si sono fermati all'Alt dei Carabinieri, costringendo le forze dell'ordine a un inseguimento dalla fonderia a Viale Luzzatti, dove la Golf dei 3, dopo aver speronato una volante della polizia, è finita fuori strada ribaltandosi. Jason Granziol, 26 anni, ed Edward Cavazza, 20, sono stati interrogati dal GIP Angelo Mascolo e rimessi in libertà. Il terzo, Ray Battistutti, 20 anni, che guidava la macchina, rimane piantonato in ospedale. È ancora sedato, ci vorranno alcuni giorni per potergli porre delle domande. I due passeggeri ascoltati in carcere hanno fornito la loro versione. Ricostruisce le fasi della serata, immediatamente precedente alla fuga rispetto all'Alt dei Carabinieri, e hanno ricostruito i due momenti in cui sono stati presenti all'interno di 2 bar della zona, l'ultimo dei quali è stato abbandonato pochi minuti prima di incrociare la Gazzella dei Carabinieri. Quindi nessuna ipotesi di furto, tentativo di furto in cui potrebbero essere stati coinvolti. Il motivo della fuga, costata il ferimento anche di 2 poliziotti, sarebbe stato un altro. E tutti e 3 avevano bevuto, come purtroppo succede all'interno dei bar in una serata, in un venerdì sera, e quindi la paura evidentemente del controllo, dell'alcol test e quindi delle conseguenze di natura amministrativa della condotta di guida hanno indotto il guidatore a scappare, direi inopportunamente, ma comunque questa, diciamo, è stata la causale della fuga che è stata raccontata dagli altri 2. Stamane intanto il sindaco di Treviso è andato a trovare la negoziante che ha visto il suo negozio praticamente distrutto in Viale Luzzatti. Nel frattempo girano sui social video e foto di chi anche in quel frangente, poco dopo l'incidente, ha approfittato per farsi dei selfie. È uno dei tanti video dello speronamento tra giostrai e polizia di venerdì notte che girano sui social. E come si vede, in tanti hanno approfittato della scena per farsi senza alcuna remora dei selfie. Uno dei tanti risvolti di questa storia di cronaca che impensierisce non poco il sindaco Mario Conte, oggi in visita di solidarietà alla titolare del negozio devastato dalla carambola della Golf in fuga. Domani ci sarà il tavolo di sicurezza in prefettura e chiederò che ci sia veramente un aumento dei controlli per prevenire episodi come questi. Tanta la preoccupazione della signora Tosca, che aveva appena ristrutturato il negozio. Ho collegato ieri meglio comunque, infatti si vede dai miei occhi che bella che sono stamattina. Va bene.
Perché che problemi, cioè adesso c'è da affrontare i problemi, giusto? Un mese di chiusura, i lavori che bisogna fare, la ragazza, tutte le robe da pagare, la merce che va bene, un po' è andata a farsi benedire. Ma dalla sua alla solidarietà dei clienti che le hanno suggerito di aprire un conto corrente a sostegno dell'attività. Sono venuti in queste condizioni pessime, di disagio, di tutto, di pericolo anche, sono venuti tutti a comprare, a cercare di darci una mano, sia a livello umano, sia a livello economico. Adesso apriremo anche un conto corrente per raccogliere dei fondi, perché loro ci tengono a darci una mano. Infine Tosca, con radici italo-albanesi e un cuore beneventano che però da tanto tempo batte a Treviso, non ha paura di esprimersi così verso chi gli ha creato così tanti danni. A quelli che hanno combinato tutta questa roba qua cosa vuol dire? La mia commercialista ha detto che loro hanno un loro Dio che li protegge. Per gli aggressori di Manuel Bortuzzo, ricorderete il nuotatore trevigiano che fu vittima di un agguato con gli spari a Roma e che per questo è finito paralizzato alle gambe. Per gli aggressori, dicevamo, è stata chiesta una condanna di 20 anni di reclusione. Si tratta, lo ricordiamo, di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del giovane nuotatore e anche della fidanzata Martina Rossi, avvenuto la notte del 2 e 3 febbraio scorsi nella zona sud-ovest di Roma. Bortuzzo fu ferito gravemente ed è rimasto paralizzato alle gambe. La procura contesta ai due imputati anche la premeditazione, la detenzione e la ricettazione di armi da fuoco, oltre che la rissa. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, di nuovo a Treviso, in via Pisa, il condominio di via Pisa, e continua la battaglia dell'amministratore del condominio, la battaglia contro chi non paga. Idraulici al lavoro questa mattina al condominio più alto della provincia di Treviso. Sotto l'occhio degli agenti della municipale, della questura, ma soprattutto quello attento dell'amministratore del condominio, hanno provveduto a staccare l'acqua ai tanti debitori nei 19 piani del Tower House, il grattacielo più indebitato della città. 700.000 euro che Alessandro Zuin ha deciso di recuperare ingaggiando una vera e propria guerra contro chi non paga, siano essi proprietari o inquilini. E come un carro armato sta andando avanti, nonostante continui a ricevere telefonate come quella dove una voce minacciava di far saltare in aria tutto se gli levavano l'acqua. Non sono preoccupato, penso che io ho la coscienza a posto e continuo nel mio lavoro. Questo ha dato un segnale oggi che non si può continuare a rimanere senza pagare le spese condominiali. Un'azione che sta già facendo scuola con molti altri amministratori che l'hanno chiamato per avere consigli. La domanda più frequente è per il bene primario, che in teoria non può essere negato, e questa è la risposta in linea con la legge. Non ci sono soldi per fare le manutenzioni, dobbiamo proteggere il condominio di fronte a possibili perdite idriche. Un punto di prelievo viene consentito nel condominio al primo piano, è utilizzabile da tutti i condomini che sono in difficoltà e richiamo comunque l'utilizzo anche dell'ascensore, perché oggi ci sono persone che fanno 12 o 15 piani a piedi perché l'ascensore è stato disabilitato per morosità. Dalla parte di chi paga c'è speranza senza timori. Ma avevamo bisogno così di una spinta, sì, perché la buona volontà c'era, però le minacce si sono estese a tutto il condominio con minacce di far saltare tutto per aria, cioè pazzesco. Ma lei si sente sicura lo stesso? Io sì, mi sento comunque sicura, penso che siano farneticazioni. Chi non paga invece tenta di giustificarsi. Il titolare che non ha pagato l'Elfit e di condominio è mai pagato, non ho scoperto mai, e lui diceva che si sono pagato. Il periodo che ha avuto, io ho tutte carte qua. Ma per Zuin, che molti hanno già definito lo sceriffo del Tower House, la guerra continua con il citofono che sarà disattivato per chi non paga. E per chi pensa di usare il telefono c'è il problema dell'apertura del portone. Dovranno scendere, passare sotto le telecamere che abbiamo già installato e quindi almeno sapremo chi entra e chi esce. Controlli della polizia antidroga davanti alle scuole nei luoghi frequentati dai giovani. Ieri mattina all'ingresso gli agenti dei volanti hanno identificato una ventina di ragazzi e all'interno dello zaino di uno di loro hanno scoperto una bustina termosaldata contenente alcune dosi di marijuana. Il ragazzo è minorenne. Successivi accertamenti in casa hanno permesso di identificare lo spacciatore che gli aveva fornito la dose. Durante la perquisizione nella sua abitazione trovati anche, come vedete, in mezzo a calzettoni da calcio, circa 50 grammi di marijuana, bilancini e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato.
Adesso a Pezzan di Carbonera guardate cosa hanno rubato i ladri, anche i tubi delle grondaie di una chiesetta restaurata. Suona la campana della parrocchiale di Pezzan, quasi a richiamare l'attenzione degli abitanti per l'offesa alla chiesetta di Villa Maria. Perché non si può che definire offesa il rubare maldestro dei tubi delle grondaie solo perché fatti di rame. Eppure accade anche questo in un tempo dove non c'è più rispetto per nulla, nemmeno per un'inerme chiesetta di campagna, che la benevolenza di un parrocchiano era restaurato. Non è preziosissima, né un caso unico nell'architettura veneta, ma è la chiesetta di Villa Maria, che poi sono quegli edifici e soprattutto quel parco, da sempre nella storia e nel cuore delle famiglie che vivono su questa fetta di terra tra il fiume Melma e il Nerbon. Ecco perché questi 4 tubi di rame strappati hanno fatto più male di tanti altri furti dentro e fuori la storica villa, e perché in tanti, indignati, si sono rivolti alla neosindaca Federica Ortolan perché questo fatto non si ripeta più. E lei, seppur a malincuore, ha deciso di rimettere sì le tubazioni, ma in finto rame, così si spera, almeno non verranno più rubate. È vero, ammette, la scelta suona un po' da sconfitta nei confronti di questa gente che non ha rispetto per nulla, nemmeno per una chiesetta, la sua storia e soprattutto la fede che rappresenta. Metteremo anche nuove telecamere in tutta la zona, concluso la prima cittadina, anche se non c'è tecnologia che risolve in certa gente la mancanza di coscienza. Che poi è un po' quello che pensa tutta la gente, in particolare i più anziani, che in quell'oratorio da bambini andavano a pregare e a portare i fiori alla Madonna. Loro, per l'esperienza degli anni vissuti, più che agli occhi elettronici si affidano a quello di lassù, perché guardi un po' severamente chi ha rubato nella chiesetta e far nascere in loro, magari al suono di una campana, se non proprio il bisogno di restituire il maltolto, almeno la consapevolezza e il pentimento per quello che hanno fatto. Lotta allo smog e inquinamento dell'aria, la provincia chiede una linea comune ai sindaci e ai comuni, ma una linea comune per adesso non c'è. 37 comuni su 94, i numeri già parlano da soli. Sono quelli che hanno scelto di sedersi al tavolo tecnico zonale per il contenimento dell'inquinamento dell'aria, coordinato dalla provincia, come previsto dalla normativa regionale. Lo scopo era quello di concordare le linee di indirizzo da adottare nelle ordinanze sindacali che dovrebbero essere emanate entro il 1° di ottobre in recepimento del nuovo accordo di bacino padano. Treviso, come gli altri capoluoghi del Veneto, con l'eccezione di Venezia, ha già fatto la sua parte. Il Comune di Treviso ha fatto moltissimo. Per prima cosa ha fatto un'ordinanza in accordo e come capofila con tutti gli altri comuni capoluogo. Ha trovato tutta una serie di deroghe, mescolando quella che era l'ordinanza propria a quella che era quella degli altri fatta l'anno scorso. E la deroga più importante è quella legata all'ISEE, però bloccata a un certo numero di kilowatt per auto, quindi ancora una volta andremo a monitorare bene quelli che sono i veri poveri. Dall'altra parte noi, a differenza di altri, abbiamo mantenuto i panevin tradizionali perché li riteniamo comunque una tradizione storica che è insita nello spirito della nostra gente, che altri comuni capoluoghi non hanno, e quindi abbiamo combattuto per mantenerla. Rimane da vedere quanti altri comuni seguiranno l'esempio del capoluogo. In materia di trasporti, riscaldamento domestico e agricoltura sono stati individuati degli interventi comuni, ma l'impressione generale è che ben pochi prenderanno provvedimenti drastici, vale a dire veri e propri blocchi del traffico, ritenuti inattuabili anche nei comuni della prima periferia. Alberi, cespugli danneggiati, rifiuti abbandonati, mura imbrattate e persino principi di incendio di natura dolosa della vegetazione. Una serie di gravi atti vandalici nell'ultimo anno all'interno del parco di Villa Carisi a Treviso ha spinto il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, Villa Carisi è la sede dell'ULSS 2, a regolamentare in modo diverso l'accesso all'area verde che dal 1° ottobre sarà perciò visitabile solo previa autorizzazione da chiedersi al personale della portineria. Questo ha spiegato Benazzi, per mantenere sicurezza, ordine e decoro nel parco. Adesso invece l'atmosfera di gioia e festa ieri per la camminata per la vita a Treviso. Eccoli alla partenza Deborah Compagnoni, Barbara Pozzobon, Riccardo Pittis, Cristian Ghedina, Silvia Marangoni e Lollo Bernardi, campioni dello sport in marcia per la solidarietà insieme ad altri 2000 trevigiani che non hanno voluto mancare alla terza edizione della camminata per la vita a favore della città della Speranza di Padova. Noi
pensiamo che camminare faccia del bene a se stessi, per cui quando si sta bene con se stessi si è più propensi a fare del bene anche per le altre persone. Finanziamo un ricercatore che sta facendo uno studio in merito alla ernia diaframmatica infantile. Coinvolgiamo tanta gente, c'è un aspetto sociale molto interessante quest'anno in quest'area di Treviso, meno conosciuta ma molto popolata. E poi lo stare assieme con lo spirito giusto, questo è anche un po' lo scopo, e poi il benessere della camminata. Una passeggiata inedita nei quartieri, da San Liberale a Santa Bona passando per San Paolo. Sono contenta che sia venuta fuori le mura della città, perché così gli autisti non apprezzavano molto che bloccassero le strade. Questa occasione di vivere anche un po' la periferia di alcuni luoghi che non devono solo essere dei dormitori mi sembra un'ottima idea. Della questione della sicurezza possiamo... Adesso le notizie dal Bellunese. A partire dall'incubo lupi, ormai quasi quotidiano, ancora predazioni nel weekend. Nella mia azienda è la prima volta, speravo non succedesse ovviamente. Enrico Cazzaro sapeva che era solo questione di giorni. Il lupo ha attraversato il Piave dalla zona di Visome e Trichiana, dove nel weekend sono stati predati una pecora e un asino. Si è spostato per la prima volta al confine fra i comuni di Belluno e di Sedico. L'attacco sabato notte. Noi abbiamo il recinto elettrificato, come possiamo vedere, e il problema è che non è bastato, insomma c'è corrente 3 fili, ma non è sufficiente, bisogna procedere con recinti ben diversi che provvederemo ad acquistare, insomma. Il grande predatore ha scelto un asino di 140 kg che non è sopravvissuto all'attacco. Bisogna chiuderli, non abbiamo alternative, non possiamo tenerli all'aperto perché il ritorno è quasi sicuro, insomma ha assicurato un ritorno. Avevamo degli animali allo stato brado che ora non possiamo più tenerli, quindi non è più un animale allo stato brado che a noi aveva una funzione. Ed è un problema per tutti, oltre che per l'intera filiera alimentare. Tutto il comparto sta subendo enormi perdite economiche a causa dei predatori, ma anche di ungulati e cinghiali. La soluzione non è così facile, è sfuggito di mano e non riescono più ad arginarlo, secondo me. È un problema che sappiamo e nessuno fa niente, ecco, mettiamola così, perché il rimborso arriva dopo. Io chiuderei i cancelli prima che gli animali escano dalla stalla, ecco, diciamo così. C'è attesa per l'incontro di domani al Ministero dello Sviluppo Economico, l'avvertenza unitaria Wanbao ACC che si sposta sul tavolo del Ministero dopo il sit-in davanti al consolato cinese di Milano. Al Ministero, oltre ai sindacati CISL, CGL, UIL e RSU, ci sarà anche l'assessore regionale Elena Donazzan. Chiederemo alla società precise rassicurazioni sul mantenimento della produzione e soprattutto un cambio di rotta nel senso degli accordi sottoscritti nel 2016, precisa l'assessore. Accordi che hanno portato Wanbao a godere di ammortizzatori sociali a fronte di investimenti che purtroppo non abbiamo riscontrato. Quindi il futuro della Wanbao ACC di Mel domani, importantissimo al Ministero dello Sviluppo Economico. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione. Allora, fra pochissimo, a 20:10, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega insieme a Ferdinando Avarino. Ovviamente il tema è quello dell'autonomia, vista la portata importante giornata di oggi, un tema che continuerà alle 21:15 con Ring. Ospiti di Ferdinando Avarino, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico, Roberto Marcato della Lega, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Remo Sernaggiotto di Fratelli d'Italia. Quindi la giornata di oggi, l'incontro col ministro Boccia, tra Zaia e Boccia sotto i riflettori, ma non solo ovviamente. E poi ci sarà anche il momento in cui intorno alle 22 Ferdinando Avarino vi darà il risultato, l'esito di quel sondaggio. Ve lo facciamo vedere per l'ultima volta, il sondaggio proprio sull'autonomia. Arriverà dal governo giallorosso, secondo voi? Sì, avete il numero segnato in verde, oppure no, il numero segnato in rosso. Quindi continuate anche nelle prossime 2 ore a chiamarci per la vostra opinione. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile dopo il passaggio perturbato di inizio settimana. La pressione infatti torna ad aumentare. Vediamo il dettaglio di martedì 24 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato dappertutto, piogge dunque in cessazione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra i 10 e i 17 gradi, massime comprese invece tra 23 e 24 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Qualche addensamento solamente sulle aree costiere al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature invariate, minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 24 gradi circa. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige. Il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche foschia mattutina sulle vallate alpine. Temperature minime sui 12 gradi, massime in lieve aumento tra 24 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.